Sono nato il 12 di un mese di Natale del 1920. Mi chiamo Antonio Fara. Quando all'inizio degli anni 20, quando io ero infante, ero proprio bambino, la vita era totalmente diversa dall'attuale. C'era la maggioranza della popolazione viveva in condizioni economiche proprio misere, precarie. Era finita la prima guerra mondiale pochi anni prima e la gente viveva, campava abbastanza male, mancava tutto. E gli stedi, cioè i bambini, andavano scalzi, andavano sculzi. E da quando sono nato io ho cominciato a conoscere il fascismo, le dottrine, le teorie del fascismo. Siamo andati davanti sempre a scuola, si va del fascismo come di Mussolini, che era un uomo venuto a salvare l'Italia. A salvare l'Italia dai nemici, li chiamano tanto, dai nemici dell'Italia, della patria. Chiamavano tutti i guidi che erano antifascisti, liberali, socialisti, erano considerati nemici dell'Italia. E come libertà non ce n'era. Se qualcuno si permetteva di dire qualche cosa contro il fascismo, veniva arrestato, manganellato, mandato al confino se era intellettuale, e se era invece un po' diavolo, lo bastonani, gli davano la pulga e così via. E ho conosciuto, io sono arrivato finalmente all'età di 24 anni sotto il regime fascista. Ho conosciuto l'era fascista in pieno. Quando il fascismo è crollato, io avevo 24 anni e alcuni mesi. E la gente campava veramente male, non erano nuda, le case non erano degne di essere chiamate case sane, abitative, erano molto diffuse la TBC, il tifo, il glaucoma, il tracoma, e tante malattie. Non c'erano i medici per curare queste malattie, per venire incontro alla gente. Le condizioni economiche erano disastrose. Non c'era, il dottore, se tu non c'ha mai, veniva a casa tua, ti visitava, però era a pagamento. Ti faceva la ricetta e dopo se noi che ci di Madesi, noi c'è farmacia, non ce n'è a Logo, né in Valle d'Oria, in chi si chiama tanto con la ruina, né Trinità. A pedare le medicine bisogna a cavallo, a dorso di cavallo, andare a tempio a pedare le medicine. Per andare e venire a tempio ci passava una dì. E quindi l'ammalato che si ammalava, che sanno, moriva. Non c'era via. Di malattia un po' seria moriva. Quando qualche scolaretto faceva qualche azione, compiva qualche azione non fuori norma o si comportava in un certo modo, il cosiddetto maestro non si interessava di sapere perché quel bambino aveva compiuto quell'azione e si era comportato in tale modo. No, lo picchiava rudemente. E tanto rudemente, non è che il bambino, non è che gli scappellotti, gli schiaffi, le cose servivano a sviluppare nel bambino il quoziente intelligenza o a fargli studiare la lezione di Maggiolena. No, al contrario, era la violenza, come è saputo, istrittisce, umilia l'animo della persona che la subisce, specialmente del bambino. Così che da creatura, quando la sa alla scuola e se ne andava a casa, portava sulla sua persona i segni della violenza, sul suo corpo, i segni della violenza. E l'31 io ho conseguito
la terza elementare. Ho superato l'esame terza elementare ed ho ricevuto il certificato di terza elementare. Ed è finita la prima fase della mia scuola, il 1931. Io però anelavo ad avere il certificato di quinta, che era già un qualche cosa a quei tempi. E tanto il 36 sono andato, mi sono presentato da un certo maestro che si chiamava Maestro Murgia, di Ossi lo era, e si era sposato qua. Questo Maestro Murgia, mi presento, mi ha interrogato, mi ha fatto alcune domande e mi ha detto: all'inizio dell'anno scolastico vieni a scuola da me. Io in settembre del 36 sono andata a scuola dal Maestro Murgia. Questo Maestro Murgia era una persona di una certa levatura culturale. Era autorizzato dalle autorità scolastiche a preparare gli alunni per la quinta elementare. Era un uomo intelligente, conosceva molto bene la sintassi latina, aveva un ottimo metodo di insegnamento. Tanto io sono andato in scuola con un altro gruppo, tutti di badesi, 14, 15, 16 anni, così, tutti così, e il 1938 tanto abbiamo posto la quinta elementare ad Agios. Siamo andati ad Agios a dare l'esame di quinta elementare. Vi siamo stati 2 dì per dare l'esame di quinta elementare. E tanto sono stati alcuni promossi, tra i quali mi ricordo uno che si chiamava Nicola Stangoni, che poi era andato a finire nell'esercito ed era diventato maresciallo dell'esercito, ed io. E Calcalto, ecco, tutti promossi di tutto questo gruppetto che era la scuola di Badesi, da questo Maestro Murgia. E l'38 è finita la seconda fase della mia scuola, della mia preparazione scolastica. La terza fase a Torino, che ho frequentato l'istituto Alessandro Volta, istituto di elettrotecnica Alessandro Volta, che è posto in corso Regina Margherita, c'è sempre lì ancora, dove ho frequentato. E ho fatto 4 anni di scuola, 1 anno di cultura generale e 3 anni di elettrotecnica. E quindi sono rimasto sempre a Torino, non sono più tornato in Sardegna, mi sono stato 17 anni senza mai più venire in Sardegna. Quando sono venuto non fai da più lo dialetto, fai da l'italiano tutto piemontizzato e la gente si poneva a ridere. Io mi ponevo a fare da in dialetto, però era un dialetto curioso e tanti si ponevano in ridere e dicevano: ma hai smenticato te l'hai, non ti lamenti più del dialetto di Candeli minori, e tutte queste cose qui. Poi io sono andato a lavorare in un'industria di costruzioni elettromeccaniche e costruivamo trasformatori, motori elettrici, tutte queste cose così, e facevamo anche impianti elettrici industriali. E da poi all'inizio degli anni 60 un ingegnere tedesco che veniva da noi ci arregava apparecchiature elettriche, apparecchiature di alta tensione, ma gli ha detto che in Germania io ne traballo meglio. Tanto con un collega mio le abbiamo detto: se veniamo in Germania ci assumono a lavorare. Oh, dice, se volete venire in Germania, come arrivo in Germania, immediatamente ne parlo con l'ufficio personale e vi scriveranno di sicuro. Io è andato in Germania, ne ha poi dato che noi eravamo specialisti elettrotecnici. Dopo una settimana abbiamo ricevuto una lettera. Andare a presentarci, però senza garanzia, non ci hanno detto vi assumiamo. Tanto noi ci siamo comportati alla moda italiana. Siamo andati dai dottori e abbiamo detto: io da un dottore mio e chiedo dal dottore suoi, a Torino vi l'assistenza medica, specialmente per coloro che lavoravano nell'industria, e abbiamo detto: ho dei dolori volti alla schiena, non so cosa sarà, non posso tramandare. Dice: beh, ti do una settimana di riposo. Sido che alla fine della settimana torna a venire, sido che non sei migliorato e pida queste pastiglie, se non sei migliorato ti mando a fare i raggi. Noi portemmo il biglietto della malattia, che eravamo malati in direzione, e la sera mattina abbiamo preparato le valigie e siamo partiti per la Germania.
Partiti per la Germania attraverso il Brennero, l'Austria, e siamo andati a Monaco di Baviera, che in tedesco si chiama München. E andammo lì e ci presentammo a questa società. Ci presentammo subito, sono venuti gli ingegneri vestiti con questo camice bianco molto più evoluti che da noi. Là in Germania non c'è differenza di classe, sono tutti uguali. Ingegneri, operai, tecnici, sono tutti uguali. Non esiste la differenza di classe in Germania. E sono venuti lì, sono posati, dice, due italiani, io sapevo qualche pogareggio così di tedesco, un po' che avevo frequentato a Torino lì al Goethe Istituto, che è il Goethe Istituto diffonde la lingua tedesca all'estero. E qualche parola così la sapeva. Dice, ma cosa c'è? Saranno industriali, saranno cosa, gli ingegneri subito, no? Poi abbiamo presentato la lettera che ci hanno mandato. Dice, ho capito. Ecco, allora il responsabile dice l'ingegner Fuchs. Dice, chiamate subito Fuchs. È venuto Fuchs a chi subito ha toccato la mano e ha detto che l'ingegnere ci ha spiegato il travaglio che noi facciamo in Italia. Ci hanno portato alcuni disegni su un tavolo grande, disegni di elettrotecnica, ed erano facili, abbastanza facili, e lo legame oppure le mulette, le abbiamo spiegato così come sappiamo, spiega a noi tutto in italiano, no? Però diciamo questa è questa cosa, questo contatto serve per questo apparecchio funziona così. Beh, ci hanno subito assunto. Ed era di Ennari. Vennero e detto domani è festa, domenica è festa, venite lunedì mattina a lavorare. Lunedì mangiano siamo andati a travagliare, siamo entrati in un salone dove c'erano tutti i travagliani, tedeschi, femmine, uomini, e noi tutti timorosi. Tremmo lì, venne il Meister, che sarebbe il maestro, però in tedesco è Meister, come di capo reparto. Venne il Meister, ci tocca la mano, ci ha chiamato, ci ha dato un camice da lavoro, ci ha dato subito il nostro banco di lavoro con il cassetto, gli attrezzi, lì con l'elenco, tutte le letterette che ci ha dato, e lì ci ha portato a montare delle apparecchiature. Subito da poi, i colleghi tedeschi, tutti figliulendici, no? E venivano a chiedere ognuno, veniva lì. Nazionalità, noi diciamo Italia, italiano. Italia, io sono stato in guerra in Italia. Italia, vino, sole, spaghetti, tutto così. E tanto se ne andava a trovare. Poi dopo un po' viene un altro. Nazionalità italiano. Italiano, bella, sole Italia, molto sole. Germania sempre pioggia, sempre freddo, o così. Beh, abbiamo cominciato a lavorare, i lavori non erano affatto difficili, noi in Italia facciamo i lavori ancora più difficili. Montaggio di apparecchiature di comando. Beh, abbiamo cominciato, tanto io sono andato alla missione cattolica che c'era a Monaco di Baviera. C'era una ragazza di Torino che io conosci un poco, si chiamava Maria. Andò quindi, mi dici, tu qui cosa fai? Come mai sei venuto qua? Le ho raccontato l'ho fatto, che un ingegnere ci ha fatto così e così. E oggi di tu, ma abbiamo bisogno di una camera. Dici, ti telefonino subito a una pensioncina. Ti ha telefonato a chi da pensioncina e chi le ha detto sì, ho 2 letti vuoti, vengano pure. Io ho 4 camere, sono proprio veramente piccola. Vengano pure, tanto ci ha dato l'indirizzo, ma noi non comprendiamo nulla, pedattiamo nulla. E abbiamo preso il taxi, abbiamo dato l'indirizzo a io. Non era molto lontano dalla stazione centrale, così farsi 1 chilometro, 2 chilometri dalla stazione centrale. Andiamo a chi sta? Comincia a fare da tedesco, noi non facciamo per nulla tedesco, qualche parola, io ne sapevo, ma era troppo poco, diceva Guten Morgen, wie geht's, come va, no, così, la finestra, il tavolo, la sedia, questi nomi li sapeva. Beh, ci ha dato la stanza a dormire qui. Tanto per mangiare, però io da solo a dormire.
ma partimmo e torniamo ad andare alla stazione, onde era la Maria. Andammo torno alla stazione e io ci ha detto, no, ma ci sono qui, c'è pure un ristorante italiano, qualche ristorante italiano c'è. Vedi che onde ti andà, si chiama, chi la Fontana di Trevi, erano i romani questi. Un negozio avevano aperto, un negozio che si chiamava la Fontana di Trevi, vicino alla stazione. Gli avvile di che io vi accompagnevo. Tanto siamo andati a questo ristorante italiano, tutto il personale italiano, fai dame in italiano, e abbiamo ordinato e abbiamo cominciato a mangiare. L'une mangiano, ecco, tanto da poi abbiamo continuato ad andare a lavorare ogni giorno. Dopo 5 settimane di prova, hanno detto, adesso noi vi assumiamo definitivamente, però abbiamo bisogno del permesso di lavoro e del permesso di soggiorno. E le abbiamo detto, tanto siamo andati della Maria e abbiamo presentato allora, abbiamo bisogno di un paio di giorni di permesso. Dice sì, prendetevi tutto il tempo che volete. Pertanto, quando venite portateci questi documenti. Siamo andati della Maria e in fabbrica ci hanno detto andate all'ufficio del lavoro di Monaco, che lì vi visitano e vi danno i documenti. Tanto siamo andati della Maria e abbiamo detto tanto siamo andati all'ufficio del lavoro. Per carità, non andate all'ufficio del lavoro di Monaco, perché se andate lì vi mandano subito in Italia il capo dell'ufficio del lavoro di Monaco, che è un nazista di vecchio stampo. Non ci andate, io chiama subito la polizia e vi va subito a rimpatriare. Gli avviti che uno deve andare, dite in una città a 60 km da Monaco, si chiama Rosenheim. Lì vi fanno tutto. Tanto noi siamo tornati a casa, abbiamo preso un treno e siamo andati a questa Rosenheim, 65 km da Monaco. Andiamo a questa Rosenheim e ci ha dato l'indirizzo esatto, dove dobbiamo andare, arriviamo alla stazione Rosenheim, prendiamo un taxi e ci facciamo accompagnare a questa Camera del Lavoro. Andiamo a quindi, presentiamo questa richiesta, tanto incominciano a farci tutte le analisi del sangue, prelievo, urine, sangue, tutto. O poi c'era un medico anziano, era dell'800 questo medico, però era molto severo, no? Voleva vedere l'udito, la vista, tutto, poi quindi l'esame delle urine, di uomini e femmine, dottori, che erano le dottoresse, che i dottori, guardandoci bene, poi volevano sapere se conoscevamo un po' di tedesco, no? Poco. E hanno incontrato uno io che sapeva un po' di italiano perché era stato in Italia. E ci si tigliano una visita lunga, ma veramente lunga, alcune ore è durata questa visita. Ti dicono, sì, questo medico che visita a noi, non mi diceva, Morgan, avessi dovuto intendere da questa distanza così, Morgan, ed io diceva, Morgan, bene, poi diceva, come? A voce bassa, ed io diceva, come? Tanto, cioè, così ci è stato tutto, poi, sì, basta, idoneo. Scrivi idoneo, ci hanno dato tutti i documenti e siamo tornati a Monaco. Tornati a Monaco, il giorno dopo siamo andati dalla polizia. Apriti cielo. Andemmo dalla polizia all'ufficio della lettera nostra, F, e che dopo era F, andemmo lì, bussemmo, aspettemmo, apri uno. Guten Morgen. Was möchten Sie? Cosa volete? Noi le abbiamo presentato subito quei papiri. Dici, ma stranieri, Ausländer, parola tedesca, stranieri, avanti, venite, cosa volete? E noi li documenti così, che mi volevamo il permesso di soggiorno. No, nein, permesso di soggiorno, cosa? Ma questi stranieri, subito i colleghi, questi stranieri cosa vogliono? C'è qui che hanno una richiesta dalla ditta così e così, richiesta del permesso di soggiorno, che stanno già lavorando da 5 settimane. Ma
Questi stranieri non ne vogliamo noi. La mentalità proprio nazista, nazifascista. Tanto, dice, beh, sedetevi, se ne fatto posare, hanno cominciato a esaminare il passaporto, tutto chi, ho cominciato a scrivere, dovevamo compilare dei moduli, abbiamo detto no, allora i moduli ce li date e ce li portiamo via, e li facciamo compilare da chi capisce. Beh, tanto ci hanno dato i moduli, ci abbiamo stato i moduli dalla Maria, alla missione cattolica, ha compilato tutti i moduli, la di fatto siamo tornati ad andare a Chindi. Siamo andati ad andare a Chindi, dice, sì, beh, il permesso sì, però quanto tempo volete restare in Germania? Alcuni anni. Come? 6 mesi. Dagli il permesso solo per 6 mesi. Cosa? 2 anni in Germania. 6 mesi. Poi gli stranieri fuori. Siamo andati in fabbrica, abbiamo cominciato a lavorare, dopo 6 mesi siamo andati di nuovo a farsi rinnovare il permesso. Allora, però con una lettera della ditta che noi eravamo tecnici, che noi eravamo gente specializzata, che ne avevano assoluto bisogno e assolutamente di dare il permesso. Poi la nostra condotta era stata ineccepibile durante il tempo che avevamo trascorso in fabbrica e quindi meritavamo senz'altro di avere un permesso. Tanto siamo andati a essere dato un permesso per un anno, però a pagare, bisogna pagare per il permesso di soggiorno. Tanto siamo tornati qui e andare a lavorare ed io mi sono iscritto subito a frequentare la lingua tedesca per stranieri. Lo collega a me, uno le piacevano, si è ambientato e se n'è tornato a Torino. E io sono imparato e ho cominciato a frequentare la scuola di tedesco per 6 mesi, così sono andato dopo 6 mesi. Io già sapevo un pochino di grammatica tedesca, gli articoli, le cose così, come si coniugavano certi verbi. Dopo 6 mesi l'ingegnere mi chiama, dice, hai degli impegni? Ho detto, no, impegni proprio, ho detto, non ne ho, sto frequentando la scuola. Che scuola? Scuola di lingua tedesca. Ma che scuola di lingua tedesca? Con i colleghi impari, ascolta come parlano i tedeschi e poi sai già parlare adesso abbastanza discretamente tedesco. C'è bisogno di andare a lavorare fuori, in trasferta, perché tutte le apparecchiature che noi facciamo dobbiamo andarle a montare là nelle fabbriche. E mi hanno mandato in Westfalia, a 600 km da Monaco, là nella Germania del Nord. Andiamo lì in Westfalia e mi ha detto per quanto tempo? Un mesetto. Ando da scuola e le dico fra un mesetto ritorno qua. Vado lì, dopo 2 mesi sono tornato in scuola e mi ha detto, sei di nuovo qua. Abbiamo fatto dei progressi, però tu sei già abbastanza preparato, vedo che ti interessi molto, che ti piace la lettura e ho dato da mangiare un giornale tedesco. Poi il mio dizionario, leggevo le parole che non capivo, le traducevo. Per imparare qualche cosa, no? Non è che... ad ogni modo, vado lì e comincio a tornare a scuola. Dopo 2 mesi dice, devi andare di nuovo al montaggio. Dove andare niente di meno che a Amburgo, proprio all'estremo nord della Germania, che stavamo illuminando un tunnel sotto l'Elba, figurati. E ando dal professore, glielo dico, pazienza, vai di nuovo lì. Ritorno dopo 2 mesi, vado lì, glielo dico, dice, senti, fai una cosa, una certa preparazione ce l'hai, la grammatica la sai discretamente bene, fai una cosa, leggi il giornale, vai al cinema, che si parla il tedesco elevato, vai a teatro che si parla anche il tedesco elevato, vai in chiesa la domenica che il prete parla tedesco elevato, leggi molto e ascolta quelli che parlano bene il tedesco, perché pure vi sono i dialetti in Germania, molti dialetti. Tra in Baviera specialmente, è un po' come la Sardegna, hanno gli scrittori, i poeti in bavarese, e tra vai d'anime il bavarese. E mi ha detto, lo so che in Baviera, io ero di Hannover, dove si parla l'alto tedesco, dove si parla solo tedesco, come in Italia a Siena. Dice, in Baviera si parla molto il bavarese, però tu fregatene del bavarese, cerca di parlare sempre il tedesco. E poi alla fine invece ho imparato pure il bavarese, perché da 15 giorni sempre vai in bavarese, la padrona di casa vai da in bavarese, quindi non lo vai da bene il bavarese, però lo comprendi a tutto.
Beh, ad ogni modo, tanto abbiamo cominciato a andare in trasferta si guadagnava bene, tutto spesato, 3.000 marchi al mese, che erano il doppio di quanto si guadagnava in Italia, ho tradotto in lire italiane. E così mi sono ambientato, ma ho fatto le amicizie, poi a dire la verità io ero di sinistra, ho cominciato a frequentare ambienti di sinistra, ho fatto conoscenza con dei socialisti e comunisti tedeschi, e proprio gente colta, laureata, ingegneri, medici, io mi sono meravigliato che gente così, tutta laureata, gente di livello universitario, sia stata di sinistra, del Partito Comunista, il Partito Comunista tedesco che tra l'altro era proibito nella Germania occidentale. E ho cominciato a frequentare questi circoli, e questi mi sono venuti incontro, mi hanno aiutato molto culturalmente, no? Poi mi hanno aiutato a trovarmi un appartamento, allora tanto sono andato a abitare in un appartamento da me, mi sono stato qui un po' di tempo, da poi non era tanto comodo perché io mi distiava tutto mio, tanto ho cercato torna presso una famiglia e sono andato a abitare torna presso una famiglia tedesca. Famiglia, marito, moglie e una figlia che non era sposata e le altre figlie erano sposate. Poi questa vidola che non era sposata si è comprato un alloggio ed è andata a abitare per conto suo perché in Germania l'indipendenza. Proprio quando arrivano a 18-20 anni se ne andano da casa. E tanto io sono stato sempre presso questa famiglia. E attraverso le letture e cose così sono riuscito a imparare discretamente la lingua tedesca e io volevo imparare, l'intenzione mia, di imparare il tedesco veramente elevato, scientifico, letterario, eccetera, e poi venì a Torino per fare il traduttore, perché a Torino io conoscevo una femmina che faceva la traduttrice, dice se ti vieni a Torino ti occupiamo qui a fare il traduttore. E mi ha detto poi l'ingegnere, guarda, per imparare il tedesco come dici tu, devi andare all'università. Ma tu stai lavorando, cosa vuoi imparare il tedesco a livello universitario? Non è possibile. Statene tranquillo come sei, non pensare a cose. Tanto io ho passato i 40 anni, avevo già 48 anni, ho detto, beh, io cerco di imparare come ti so, con la posizione che ho, e basta, lasciamo stare le ambizioni, l'università e cosa. E sono stato sempre in Germania, ho mantenuto la residenza in Germania fino al 2005. Era sempre residente, però me ne sono venuto in Italia per questo fatto, che mi sono ammalato, pure per la vita stressante che facevo, anche per l'alimentazione, mi sono ammalato di ulcera gastroduodenale, mi hanno operato, dopo operato sono stato parecchi mesi in cassa malattie, per dare lo stipendio netto, perché in Germania se sei ammalato non paghi tasse, perché c'era la tassa sul salario in Germania, il 43%. E tanto, da poi ho ripreso a tornare a lavorare, però da poi cosa ho avuto? I calcoli biliari, neanche i calcoli, sabbia biliare. Questa sabbia biliare mi ha peggiorato, sono andato e me ne sono venuto a Torino. A Torino sono stato lì in casa di stadia sempre, e la malattia si è aggravata, mi hanno ricoverato le molinette e mi hanno operato e mi ha causato la pancreatite, una brutta cosa. Tanto da poi che mi hanno operato sono tornato in Germania, sono stato un bel po', alcuni mesi sempre in cassa malattie, mi hanno visitato, hanno detto fa una cosa, se fai una cosa, non andare più a lavorare, ti dichiariamo invalido e ti danno la pensione per tutti gli anni che tu hai fatto il versamento. E ho detto di sì, ed è stato un errore, perché poi sono andato ai sindacati e mi hanno detto, cosa hai fatto? Ma tu potevi stare anche 10 anni in cassa malattie, ti davano tutto il salario netto, perché non sei venuto da noi? Io ho detto, un errore umano est, e basta, però ho mantenuto sempre la residenza in Germania, mi davano la pensione tedesca e sono stato in Germania. Però ogni tanto io stadio in Germania e in Italia, e a Monaco e a Torino, a Monaco e a Torino. E poi
sono venuto a chiedere una casa qui, la Tozza, con mio fratello, abbiamo costruito mio fratello, sta lì a Tempio, adesso non c'è più. E tanto io, siccome mi era andata male che voleva sposarmi 3 volte, ho tentato di sposarmi e mi è andata sempre male. A Torino, la prima volta che dovevamo sposarci, me l'hanno investita in Corso Francia, una grande arteria di Torino, che è lunga 12 km, larga, ampia, proprio come fossimo a Parigi, una cosa del genere. Perché i Savoia a Torino la volevano va come Parigi. Ed è morta. Poi la seconda, un'altra volta l'ho conosciuta in una sala da ballo, la seconda, era ragioniera, lavorava in una fabbrica di cioccolato, e poi si è ammalata. Si è ammalata al sistema nervoso, e dal sistema nervoso è andata a finire, poi dalla neurologia è andata a finire in psichiatria, e non l'ho mai più vista. La terza era figlia di un napoletano, funzionario delle ferrovie, che erano a Torino. Facevamo proprio sul serio, andavamo insieme a ballare, uscivamo fuori qualche poco, perché a Torino c'era già un po' di libertà, potevi andare con la ragazza. Allora, l'Ubabu era napoletano con la mamma, funzionario delle ferrovie, e si è fatto trasferire nel meridione, a Napoli credo. E se l'ha portata a Napoli, eppure la terza è andata a finire. Con la quarta, tanto ne ho conosciuto un'altra, con la quarta, questa era diplomata e lavorava era segretaria d'azienda. Lavorava in questa azienda, l'ho conosciuta tramite amici miei, così, in casa di amici miei, e stavamo facendo sul serio. Poi io a Torino mi sono assentato per un po' di tempo, che sono andato a Brescia, un io di amici. E addirittura torno subito. Questi amici, tra l'altro, sono saldi, tempiesi, amici di mio fratello, hanno una casa in Vignola, al mare, come te l'è pure mio fratello, anzi era mio fratello che aveva costruito la casa a Idi, che mio fratello era imprenditore edile. Andai qui, vi sono stato 2 mesi, io tanto traballando un po' di cose. Quando sono tornato, ne ho avuto un altro. Ed è finita il quarto tentativo di prendere moglie, è finito così, nel fumo, nel nulla. E poi, stadia più in Sardegna, io a Torino, io un po' di bronchite, ti laggiù, e questa bronchite si sa, si cronicizza, e i dottori mi ha detto, guarda, sarebbe meglio che tu andassi o in montagna dove c'è il clima secco, freddo ma secco, oppure al mare, se ti è possibile andare vicino al mare. Tanto io l'ho detto, nel 2005, l'ho detto, avrei le possibilità di andare in Sardegna. Ah sì, in Sardegna. Sì, vicino al mare, sì, vicino al mare. Vattene via subito da questa città infestata. Medicine non te ne prescrivo perché a tanto non ti fanno bene. Col clima che c'è qui, con l'aria inquinata che c'è qui, col fumo, con l'aria umida, la bronchite si aggrava. Vattene via subito che io, tutti gli anni, a rigenerarmi i polmoni, vado al mare di Sardegna. Allora tra me ho detto, tu vai in Sardegna, io devo restare a Torino. Allora ho preso e me ne sono venuto a Torino, in Sardegna. E abitare dal 2005 sono effettivo qua. Prima trascorrevo qui molti mesi, però ero sempre residente a Torino. Allora dal 2005 sono effettivo a Torino e ho chiuso un po' la storia agitata di una parte della mia vita, che ci sarebbe ancora molto da raccontare per quello che ho conosciuto all'estero, per i contatti, perché sono stato in Svezia, sono stato in Francia, sono stato in Olanda, sono stato in Austria, sono stato in Cecoslovacchia, eccetera. Ci sarebbe molto ancora da raccontare, però chiudo qua.